In Sardegna un anniversario storico non è solo un ricordo del passato, anzi, diventa uno specchio delle grandi battaglie del nostro presente. Scopriamo insieme perché. Partiamo subito da un numero che colpisce. 5.000. Sono le persone che il 25 aprile hanno sfilato per le strade di Cagliari. Immaginatevi la scena, una partecipazione davvero enorme che ha creato un vero e proprio fiume umano. E questo ci porta a una domanda chiave. Come mai, a 81 anni di distanza, questo anniversario è ancora così sentito, così vivo in Sardegna? Ok, per capirlo entriamo nel vivo del corteo. Diamo un'occhiata più da vicino ai simboli, perché sono proprio quelli a raccontarci la storia più profonda di questa giornata. Beh, la prima cosa che salta all'occhio è la diversità incredibile dei partecipanti. Non si trattava di un unico blocco, ma di un mosaico della società civile, unito da tante bandiere e da un ideale comune. Però, attenzione, non è stata solo una festa. Ci sono stati anche momenti di grande raccoglimento, momenti solenni per ricordare il prezzo altissimo che la città ha pagato durante la guerra. Più di 1200. È un numero che fa riflettere, Parliamo delle vittime civili solo a Cagliari, in quasi 1300 giorni di conflitto. Un tributo enorme. E poi ci sono le storie personali, i volti dietro la storia con la S maiuscola. L'omaggio a eroi come il giovane Enrico Zuddas serve proprio a questo, a rendere concreto e umano il concetto di sacrificio. Ma il corteo non ha solo guardato al passato, ha anche e soprattutto celebrato un'eredità, le radici intellettuali e morali dell'antifascismo sardo. E quando si parla di queste radici, due nomi risuonano più forti di tutti: Antonio Gramsci ed Emilio Lussu. Sono stati definiti le bussole morali della regione e le loro idee, come vedremo, sono più attuali che mai. Ecco, questa frase di Gramsci, letta durante la manifestazione, racchiude tutto. Ci ricorda che capire, informarsi, avere una coscienza critica è la prima fondamentale forma di resistenza. Però la storia della resistenza che si studia sui libri, quella della lotta armata, non è l'unica storia. C'è un altro capitolo, un capitolo più intimo, silenzioso e spesso dimenticato. E allora la domanda sorge spontanea: ma la resistenza si è combattuta solo con le armi in pugno? Assolutamente no, e la Sardegna ce lo insegna bene. Infatti, qui è stata fondamentale una forma unica di resistenza non armata, una resistenza portata avanti quasi interamente dalle donne, nel silenzio delle case, nel cuore delle famiglie. Certo, ci sono nomi celebri come Eleonora Zedda o Joyce Lussu, ma queste figure eccezionali sono solo la punta dell'iceberg. Rappresentano migliaia e migliaia di donne i cui piccoli, quotidiani atti di coraggio sono stati la vera linfa della resistenza. Questa testimonianza di un'ex partigiana lo dice chiaramente: senza quel supporto umile, nascosto ma continuo, nelle campagne, nelle città, nelle reti clandestine, la storia sarebbe stata molto diversa. Bene, e arriviamo a oggi. Come viene vissuta tutta questa storia, così ricca e complessa, dalle nuove generazioni? È solo un ricordo da celebrare una volta all'anno? Per niente, e ce lo dimostra una bellissima iniziativa che si è svolta proprio tra le strade di Cagliari. Per i giovani, è chiaro, questa non è archeologia, è una chiamata all'azione. Qui e ora. Le risposte scritte dalla gente sono state illuminanti. Hanno ridefinito la parola resistenza per il nostro tempo. Oggi resistere significa lottare per la pace nel mondo e difendere con le unghie e con i denti i diritti e la democrazia a casa nostra. E questo è un concetto ripreso con forza anche dalle istituzioni. Le parole della Presidente della Sardegna, Alessandra Todde, sono state nette. La Costituzione è il frutto più prezioso di quella lotta ed è uno strumento da usare e difendere ogni giorno. E tutto questo ci lascia con un'ultima riflessione. Quello che abbiamo visto in Sardegna ci insegna una lezione importantissima. La memoria non è un monumento freddo da ammirare in un museo. È una mappa, una bussola, per orientarci nelle complessità e nelle sfide del nostro presente e per costruire il futuro,